Nella notte alpina di Genova abbiamo trovato un nostro conterraneo che però vive a Genova da alcuni anni. Allora, da quanti anni vivi a Genova e com'è per un trapiantato, diciamo, della terra trevigiana ospitare la Dunata Nazionale degli Alpini? Allora, io scusate la voce perché un po' con questa festa mi è sparita, però vabbè, ci sta. Io è da 15 anni che vivo a Genova, ma da 24 anni che la frequento. Sono di Revine Lago e devo dire che aspettavamo da anni questa cosa perché io personalmente, avendo mio papà alpino, avevo proprio voglia di far festa e di vedere tutti questi alpini, questi valori che arrivavano qua in città. Infatti tu stai portando il cappello di tuo papà. Io sto portando il mio cappello di mio papà che faceva parte della Giulia, ha fatto il militare a Udine, quindi per me è con orgoglio quando purtroppo mio papà è andato avanti e quando mi ha detto tutte quelle volte che ci sono gli alpini tu devi mettere il mio cappello, io con orgoglio e con tanto tanto cuore lo porto. E allora buona adunata così a un revinese trapiantato a Genova. Grazie mille e buona giornata a tutti. Siamo qui col vicepresidente vicario della sezione ANA di Vittorio Veneto, Andrea Pagotto. La notte alpina del sabato sta andando molto bene qui a Genova. Qual è l'atmosfera che si respira e qual è il preludio alla grande sfilata di domani? Siamo partiti con un po' di, non dico spirito negativo, ma forse con qualche pensiero riguardo alla città di Genova. Siamo stati accolti in una maniera incredibile. Forse una delle più belle, potrei dire, adunate degli ultimi anni. Sinceramente, gente accogliente, gente gentile, gente che non vedeva l'ora di vederci. Bello, contenti, emozionati. Sin da ieri pomeriggio durante la sfilata della bandiera di guerra, dei vessilli. Bello, 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 bello. Bello. Domani quanti saranno i vittoriesi in sfilata e soprattutto si prevede qualche goccia di pioggia? Allora, siamo un po' lontani dalla nostra Vittorio Veneto, diciamo che potremmo prevedere circa un 200-250 alpini. Hanno previsto un po' di pioggia, è vero, speriamo che i venti genovesi questa notte facciano il loro dovere e possano spazzare un po' di nuvole. Ma anche se c'era qualche goccia di pioggia non sarà un problema. Dispiace magari che non ci sia qualcuno lungo la strada per salutarci o noi per salutare loro, ma secondo me sarà una gran sfilata tutto il giorno domani sicuramente. Buona sfilata! Grazie, un saluto a tutti.